Droga e giochi, shock a Cortina. C'è una notizia di cronaca al centro dei quotidiani di oggi e probabilmente ne avete già sentito parlare ieri, in qualche modo, quando è circolata soprattutto sul web. Ma è un caso particolarmente delicato ed importante, tant'è che proprio a questo sono dedicate le 4 pagine di apertura sia nel Corriere delle Alpi sia nel Gazzettino. È una vicenda, sicuramente difficile, ma cerchiamo attraverso i titoli dei 2 quotidiani di capirne qualcosa in più. E quindi partiamo dal Gazzettino. Il titolo della prima pagina ve l'ho appena letto e quindi leggiamo il lancio. Movida, estorsioni e spaccio, ma la mala romana puntava alle Olimpiadi. Arrestati 2 ultra laziali. Qui comandiamo noi. Sono accusati di aver imposto con metodi mafiosi la loro presenza a Cortina d'Ampezzo, dallo spaccio di droga al monopolio nell'organizzazione delle feste nei locali notturni, progettando perfino di mettere le mani nella gestione degli appalti connessi alle Olimpiadi invernali 2026, attraverso contatti con l'amministrazione locale. È uno scenario inquietante, quello ricostruito dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia nell'inchiesta che ieri ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 persone, tutte romane. In carcere Leopoldo Cobianchi, 38 anni, agli arresti domiciliari il fratello Alvise, 35 anni, mentre a Daniele Mazzarella, 29 anni, è stato imposto l'obbligo di dimora a Roma. I 2 fratelli Cobianchi vengono definiti militanti nella frangia degli irriducibili degli ultras della Lazio. Ci sono gli approfondimenti a cura di Amadori, Ferro e Toscani, appunto come detto nelle prime 4 pagine. Quindi andiamo a vederle nell'articolo principale: "La mala romana a Cortina, appalti dei giochi nel mirino, dalla droga ai party nei locali fino al business delle Olimpiadi. Arrestati 2 fratelli che cercavano di condizionare anche il comune." E c'è qui la, fotografia appunto dei, fratelli Cobianco, Leopoldo a sinistra e Alvise a destra. Fratelli che utilizzavano, come ha sottolineato anche la, procura, metodi mafiosi e metodi particolarmente violenti, e da questi sono stati, colpiti anche gli amministratori, locali. In particolare c'è, il caso dell'assessore Ghezze. Lo vedete qui nella fotografia, assessore all'epoca dei fatti con il sindaco Franceschi e assessore esterno oggi, ed è stato l'oggetto principale delle pressioni dei, 2, fratelli sulla politica. Non solo politica, ma, ci sono, stati altri soggetti coinvolti, appunto nelle, violenze perpetuate dai, cobianchi. Vengono raccontate nella pagina successiva del Gazzettino: il manager di eventi portato nel bosco convinto con le armi. L'avvertimento di Leopoldo: "Non devi permetterti di organizzare apres-ski senza la mia autorizzazione." E qui nell'articolo, il riassunto dell'accaduto. E ancora: minacce ai pusher, qui a Cortina comandiamo noi. I fratelli Cobianchi tuonarono così di fronte a uno spacciatore che si ostinava a non rifornirsi da loro. Quindi, come vedete, la, vicenda è, particolarmente grossa e particolarmente, complicata. Noi andiamo a vederne come ne parla il Corriere delle Alpi. Anche qui, è, il titolo principale della prima pagina: "Estorsioni mafiose, giochi, 2 arresti". Cortina, la banda formata da romani puntava a gestire anche il traffico di droga e i locali della movida. Gruppo criminale cercava di infiltrarsi negli appelli delle Olimpiadi. Anche qui i primi 2 sfogli sono dedicati al tema, l'articolo principale in cui, viene, ricostruito l'accaduto, e poi, come anche nel Gazzettino, i nomi centrali del caso: vittime, politici locali e gestori di rifugi famosi.
In particolare colpiti, come detto, l'assessore Ghezze, ma anche lo chef stellato Graziano Prest, lo scialetto Fane, il Faloria e l'ex discoteca Blu. E nelle 2 pagine, successive ci sono, la ricostruzione degli eventi che hanno visto coinvolti, l'assessore Ghezze, l'appello, di Libera che, come, ricorderete, ha denunciato più volte il rischio di, possibili infiltrazioni mafiose per quanto riguarda le Olimpiadi invernali. Nessuna sorpresa per il fatto, bravi i carabinieri e chi ha denunciato, e questa è la prima reazione di Pier Mario Fop, che è referente regionale, di Libera, il movimento, come sapete, fondato da Don Luigi Ciotti. Sulla questione ovviamente, è intervenuto anche il sindaco di Cortina, Gianluca, Lorenzi, che dice: "Questi atti mafiosi sono stati bloccati prima che potessero arrivare sul territorio. I carabinieri hanno fatto un ottimo lavoro", e poi appunto i ringraziamenti alle forze dell'ordine. Nella pagina seguente c'è l'atteso annuncio del, nome del candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali del Veneto. Il nome che, mancava dopo che il centro, sinistra aveva annunciato appunto di puntare su Giovanni Manildo. Stefani, candidato del centrodestra, grande onore, pronto alla sfida. E lo vedete qui in, fotografia, Alberto Stefani, 32 anni, di Borgoricco, Padova, al centro fra Luca Zaia e Matteo, Salvini. Prime anticipazioni sugli assetti: in caso di vittoria 5 assessori su 10 e la presidenza del Consiglio regionale a Fratelli d'Italia. Ne scrive Rocco Currado, leggiamo solo le prime righe: fumata bianca dopo mesi di tensioni e tira e molla, con i territori sull'orlo della crisi di nervi. Dal centrodestra è arrivata la tanto attesa decisione. Sarà Alberto Stefani il candidato alla successione di Luca Zaia alla guida del Veneto. 32 anni, padovano di Borgoricco, comune di cui è stato sindaco. È deputato, segretario regionale della Lega e vice federale. Da mesi era, in poll per la corsa a presidente della regione e in caso di elezione sarebbe il più giovane in carica. E anche qui dedicato al tema c'è un paginone con, l'annuncio, ma anche la ricostruzione degli equilibri delicati che hanno portato alla scelta. Nel taglio basso il commento di quello che sarà, lo sfidante, appunto, Giovanni Manildo, mentre nella pagina di destra, siamo a pagina 7, c'è il ritratto con un po' di biografia del 32enne padovano. Chi è? Chiamato a raccogliere la pesante eredità dell'era Zaia, ex sindaco di Borgoricco a soli 26 anni, ora, come detto, segretario regionale della Lega e deputato. In Parlamento già a 25 anni, e lo vedete anche qui in un'altra fotografia. Queste erano le 2 notizie principali della rassegna stampa condotta come ogni mattina dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi ci sono io, Irene Dal Mas, buongiorno a tutti. Ed oggi è, una data assolutamente non qualunque, 9 ottobre 2025, quindi il ricordo non può che, tornare subito al disastro del Vajont nel giorno del suo 62esimo anniversario. Allora vediamo anche come i, 2 quotidiani hanno, ricordato l'anniversario. Nel Corriere delle Alpi c'è un quadratino già in prima pagina. Oggi si celebrano i 62 anni dalla tragedia, Vajont 18 comunità amiche. 18 comunità da tutta Italia e dall'estero rinnovano il loro legame con Longarone. In una cerimonia ufficiale erano presenti quasi tutti i rappresentanti delle 15 città che hanno un patto di amicizia e 3 che hanno un gemellaggio con Longarone.
e c'è, l'articolo di Enrico De Col nella, sezione locale. Siamo a pagina 27, appunto nella parte dedicata a Longarone. Il Gazzettino invece, fa una scelta diversa e, lancia, l'approfondimento nella, parte dedicata a Belluno, già con una foto in prima pagina. Pietà e ricordo, Vajont 62 anni dopo, con la appunto la fotografia dell'alba livida su Longarone il 10 ottobre del 1963. L'approfondimento nella pagina, seguente è a cura di Giovanni Santin. Mezzola, dramma immane, mai più catastrofi simili. E sono alcune parole del messaggio che è stato inviato appunto dalla Presidente del Parlamento europeo per le celebrazioni. Dobbiamo trarre tutto insegnamento da quello che è successo per non ripeterlo. E visto che è giovedì mattina e quindi è disponibile il nuovo numero anche del nostro amico del popolo, ve lo faccio vedere velocemente perché doverosamente anche noi abbiamo dedicato le prime 2 pagine all'anniversario ed eccole qui, e in particolare oltre al resoconto delle, varie, celebrazioni, quindi del programma delle celebrazioni che avranno luogo in questi giorni, abbiamo scelto di raccontare, 2 storie. La prima, una storia particolarmente toccante, è quella di, Sergio Fontanella, quella bimba mai nata, vittima ignota del Vajont. Il fratello Sergio racconta: gli sposi scesero dalla Germania per annunciare la gravidanza, la cena con i familiari il 9 ottobre, la gioia, ma poi il disastro nella notte. E poi, in, taglio basso le parole di, Beatrice Martini, che come leggete nel titolo è una giovanissima guida sui luoghi del disastro, quindi fa parte degli informatori della memoria e ci racconta la, sua esperienza e come trasmettere la memoria appunto ai più giovani. Ieri, però è avvenuto anche un altro fatto, di cronaca. Si tratta di, una tragedia in montagna proprio mentre, appunto Paolo Foppa, 65enne che è, rimasto vittima, camminava nell'area longaronese del, parco. Scivola per 100 metri sulle cime dei Baquet, muore grande appassionato di montagna. Paolo Foppa aveva 65 anni ed era uno scalatore esperto. Aveva lasciato scritto il percorso, ma, martedì non è rientrato. Qui siamo nel Corriere delle Alpi, ovviamente la notizia la trovate anche, nel Gazzettino con la, ricostruzione: un amante della montagna, quella vera, selvaggia e lontana dai sentieri buoni per i turisti. Paolo Foppa era tutto questo, 65 anni, ex dipendente Enel, in pensione da qualche anno. È morto martedì mentre faceva quello che più gli piaceva: girare tra le cime del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la sua grande passione. Il corpo senza vita è stato avvistato ieri mattina dall'elicottero della Guardia di Finanza nel gruppo della Schiara e recuperato dagli uomini del soccorso alpino. Era precipitato per 100 metri nella giornata di martedì, mentre affrontava in solitaria un'escursione impegnativa tra Pian de Fontana e Pramperet nell'area longaronese del parco. E c'è qui la fotografia di Foppa sorridente tra le sue montagne. Come vedete è una giornata, veramente molto ricca, di notizie importantissime, per cui io vi rinnovo come sempre, ma anche più, del solito, l'invito a, comprare i nostri, quotidiani, Corriere delle Alpi, Gazzettino e da domani in edicola anche l'Amico del Popolo. Infatti in questo spazio, per motivi di tempo soprattutto, non possiamo, leggere tutte le notizie, ma per, concludere magari scorro tra, le pagine. Oggi lo facciamo nelle pagine del, Corriere delle Alpi, alla ricerca delle notizie principali dalle varie zone.
perché ce ne sono molte e di importanti. Da Feltre 20 nuovi operatori sociosanitari, ma ne mancano 450 in provincia. Voito del Circolo Cultura e Stampa, riscontro positivo dal prefetto al progetto di proporre il percorso formativo ai migranti. E qui nella fotografia centrale la consegna ieri al campus Tina Merlin degli attestati ai nuovi OS, formatisi con il corso del Circolo Cultura e Stampa. E ancora dalla Valbelluna nel weekend tornerà l'attesa nuova edizione di Melamel, mercato agricolo, convegni, musica e artigianato, torna a Melamel. Stasera il primo assaggio con un dibattito sui formaggi, da domani a domenica gli stand in centro e nei cortini. Da Agordo continua la guerra all'Istituto Follador, famiglie del Follador sul piede di guerra. Teniamo i ragazzi a casa 3 giorni, convocata per sabato una nuova manifestazione con la cittadinanza dopo lo sciopero che ha già avuto luogo nei giorni scorsi da parte degli studenti. Oltre 150 genitori assistono al consiglio di istituto e, come scrive Paola Dallanese nelle prime righe dell'articolo, è rottura totale tra la dirigente scolastica da una parte e le famiglie e gli studenti dell'Istituto Follador de Rossi dall'altra. E ancora dalla zona alta della provincia, da domani pomeriggio a lunedì mattina Galleria Comelico chiusa anche ai soccorsi. Lo stop inizia alle 14:30 e l'alternativa è il Passo Sant'Antonio, rafforzato il presidio sanitario e quello dei vigili del fuoco. Per l'ultima notizia ci spostiamo nel Gazzettino ed eccoci qui tra Feltrino e Valbelluna, siamo in particolare a Santa Giustina, cervo impigliato, i lupi lo sbranano. Un ungulato di grandi dimensioni, braccato dal branco, è rimasto intrappolato nella rete di recinzione della cartiera. L'appello dei cacciatori, predazioni quotidiane, situazione sfuggita di mano, servono subito un censimento e un piano. Un branco di lupi accerchia e uccide un cervo di grandi dimensioni, non distante dalla cartiera di Santa Giustina. Il tutto davanti agli occhi increduli di una guardiana che ha ripreso tutto. La predazione risale ai giorni scorsi e conferma ancora una volta come il lupo si avvicini sempre di più alle abitazioni, case, aziende e strade, ma soprattutto che il numero degli esemplari sia in continua crescita. Era questa l'ultima notizia di questo nostro spazio quotidiano. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani per nuove notizie e vi auguro una buonissima giornata.